previdenziale è a forte rischio. È una tempesta demografica perfetta quella che si sta abbattendo ormai da anni nella nostra società e che rischia di peggiorare ancora di più. Tanto che nel 2050 il rapporto tra popolazione non attiva e attiva potrebbe raggiungere l'87%. Ciò significa che ci vorranno 100 persone attive economicamente per sostenere 87 che non potranno esserlo, tra bambini, adolescenti e anziani, quando di solito il rapporto dovrebbe essere del 50%. Per questo è fondamentale mettere in atto politiche per la natalità, per l'occupazione di donne e giovani e per la gestione mirata dei flussi migratori. Un tema affrontato nel convegno Calo demografico, quali ricadute sul sistema socioprevidenziale, organizzato dalla FNP CISL del Veneto. Se non si affrontano adesso con una politica lungimirante, con la capacità appunto leggendo l'andamento demografico di fare riforme che siano sostenibili in un futuro breve e anche medio, è chiaro che poi ci troveremo ad affrontare i problemi di un domani con la consapevolezza che noi oggi non abbiamo fatto niente perché questo non accada. L'aspettativa di vita in aumento, passata negli ultimi 40 anni da 74 a 82 anni, il calo demografico da 1,6 a 1,2 figli per donna e uno spostamento in avanti dell'età in cui una donna ha il primo figlio, dai 25 ai 31 anni, sono fenomeni comuni ai paesi europei. La differenza però sta tutta nelle politiche messe in atto dai vari stati per affrontare le conseguenze e l'Italia su questo non brilla certo per lungimiranza. Dobbiamo pensare che la fascia tra i 60 e i 70 anni di età sempre più sarà una fascia lavorativa anziché pensionistica, lo è già di fatto per effetto delle ultime riforme, e quindi bisogna incentivare la formazione continua del lavoratore e la sua collocabilità sul mercato del lavoro anche oltre quelli che sono i tradizionali ambiti, cioè i giovani. Anche il cinquantenne e il sessantenne deve essere oggetto di una formazione continua che renda le sue competenze adeguate rispetto alle necessità. Secondo il sindacato, la vera ricetta per la sostenibilità deve essere un lavoro dignitoso e pagato adeguatamente, oltre a un aumento del tasso di occupazione che però vede le donne in grosso deficit. Infine, non è più rimandabile una vera riforma del sistema previdenziale. La risposta ai bisogni anche di equilibrio della previdenza e della sanità derivano dal fatto di creare più occupazione e di creare buona occupazione, perché come sappiamo il nostro sistema funziona sul fatto che le pensioni vengono pagate dai contributi versati dai lavoratori e dalle imprese.